Ma a differenza della prima partita che abbiamo avuto un grande gioco e soprattutto siamo andati alla conclusione molto meglio di oggi. Oggi il gioco non è mancato, l'abbiamo dimostrato con una prima partita, il possesso palla penso che parla chiaro. Però ci è mancata un po' la testa ovviamente perché ormai c'è che il gioco non è che porta sicuramente alla vittoria perché poi magari puoi giocare il possesso di palla tutti i minuti e poi arrivano loro e fanno il gol anche magari in maniera sporca. Ripeto, è mancata la testa, però i giocatori hanno dimostrato un buon gioco, seguono il mister, corrono dall'inizio alla fine, si aiutano. Siamo soddisfatti, però ecco, diciamo che il risultato un po' ecco, ci dispiace perché speravamo di avere una partita molto meno complicata, però abbiamo incontrato una squadra avversaria che ha esperienza sui campi da calciotto, quindi portiamo a casa comunque 3 punti e siamo molto felici di questo e speriamo di comunque riproporre buon gioco alla prossima e altre vittorie comunque. Sì, 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 parlando dei nuovi giocatori, nuovi innesti spagnoli come Adrian, anche Perez che stava fuori, oggi non convocato per scelta tecnica, facciamo girare tutti. José Enrique ha dimostrato che comunque è un grande giocatore, viene dalla Spagna, sta in mezzo alla Lazio Beach Soccer, comunque è un gran bel giocatore, ci dà una grossa mano e ci sta facendo fare anche un salto di qualità, un giocatore molto veloce, tecnico e poi abbiamo visto il gol, sembra facile ma non era assolutamente facile, uno stacco di testa molto alto. Del resto, ripeto, la potenza di questa squadra sta nel nome Lazio perché dietro c'è tutta la polisportiva, ci sono tante pressioni e tanta gente comunque da far felice, quindi le nostre prestazioni spero che col tempo rendono felici e orgogliosi tutta la polisportiva, tutta la dirigenza che ci mette una passione, un amore allucinante, quindi questo lo facciamo in primis per loro e poi per una soddisfazione nostra, quindi dobbiamo continuare così concentrati e con la voglia di scendere in campo sempre per i 3 punti.